Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, beccati al volo gli sbregamandati con il patrocinio del vice sindaco Silvano Mantovani. Allora, due domande: da quanti anni? Noi abbiamo fatto quest'anno, 2022, 30 anni di Il Coraggio di Recitare, perché siamo nati come Il Coraggio di Recitare. Dopo circa una decina d'anni ci siamo trasformati in Sbregamandati. Cosa vuol dire sbregamandati? Che noi del Polesine lo sappiamo. Una volta il popolo veniva governato con dei mandati, allora tutti rispettavano i mandati, sai che leggevano sulla piazza il mandato, allora tutti li rispettavano, ma c'era quello che lo sbregava, quello che non aveva paura, che non stava alle leggi, non stava a rispettare tutto quanto e sbregava il mandato. Per lui era libero, non aveva paura di nessuno. L'etimologia. Questa giuro non lo sapevo. Il termine sbregamandati è nato dal presidente che ha costituito i sbregamandati, che ci è mancato 2 anni fa, Silviero Remo detto Termine, il quale era tutto fare, scenografo, attore, presidente, era geniale, e devo ricordarlo perché per noi è sempre con noi. Se non era per lui questa compagnia non ci sarebbe. Ricordo anche Gino Fiotti e anche Fabio Vidali, che sono mancati un po' prima. C'è una rassegna bellissima a Porto Tolle, voi sarete protagonisti. Chiediamo al vice sindaco Silvano Mantovani perché avete scelto naturalmente questa compagnia autoctona del territorio a rappresentare, a fare una commedia che si chiama poi La Sblaxona, e poi ci spiegherà cosa vuol dire Sblaxona. Allora, abbiamo iniziato l'anno scorso la prima rassegna e per me non si poteva fare questa rassegna se non c'erano loro. Questo era fondamentale, infatti l'anno scorso hanno iniziato loro la rassegna e come assessore alla cultura per me era un dovere che le mie compagnie locali fossero in questa rassegna, perché era giusto l'assessore alla cultura e l'amministrazione comunale che valorizzasse la cultura territoriale, e quindi loro l'anno scorso mi hanno fatto il piacere di iniziare questa grande rassegna. L'anno scorso hanno fatto un successone incredibile, dove ho saputo che è una standing ovation per questa bella compagnia, quindi l'amministrazione non deve mai dimenticare da dove viene. E questa rassegna lo dimostra, perché ci saranno sempre in quelle future rassegne che, anche se non sarò io l'assessore di cultura, immagino che se un assessore di cultura serio non si può mai dimenticare di una compagnia come questa o del locale. In quanti siete in compagnia? Siamo in 18. Che non sono pochi, quindi tra tecnici, tra registi e attori, eccetera. Sì. Ci vuoi presentare le altre 2 signore che sono vicine? Tiziana Mancini, che è mia moglie reale, e anche spesso nelle commedie. Quasi sempre siamo mariti e mogli anche nelle commedie. Perché ormai la parte l'avete presa. Sì. Iniziamo a casa noi a fare le prove, che siamo famiglia. E Mirella, che è nostra segretaria, è tutto fare, bravissima, attrice ovviamente, e anche segue la parte amministrativa. E a questo punto, siccome è extra confini anche del Polesine, cosa vuol dire Sblaxona? La sblaxona significa l'impicciona, cioè quella che va comunque, che vuole avere tutto sotto controllo, lei deve decidere. La sblaxona è appunto questo, un'impicciona, una è sempre in mezzo, praticamente vuole. Tra voi due chi è la sblaxona? Lei? Vabbè. No, io un po' lo sospettavo. Vabbè. Io nella commedia sono la figlia della Sblaxona. La sbragusina. Vabbè, questo qua è uno stradialettale come intervista. Allora, comunque vada, sarà un successo. Complimenti naturalmente a Silvana Mantovani, che è l'assessore alla cultura, che in queste cose ci punta molto e ci crede molto, e bravi alla compagnia Sbregamandati, che finalmente ho capito perché si dice così. Vi aspettiamo tutti a marzo, vi aspettiamo a Porto Tolle. E soprattutto il 19 aprile. Parla la sblaxona. Sì,